Eder McAllister. Caso Liliana Resinovic, dalla scomparsa alla porta chiusa della Cassazione sulla perizia terza. Pubblico di Eder McAllister. Per capire davvero che cosa sta succedendo oggi nel caso Liliana Resinovic, bisogna tenere insieme due piani che si intrecciano e spesso vengono confusi. Il piano dei fatti, cioè la sequenza degli eventi e delle indagini, e il piano delle regole processuali, cioè perché una richiesta della difesa può essere respinta senza che la Cassazione entri nel merito del suicidio o dell'omicidio. Liliana Resinovic, 63 anni, scompare da Trieste la mattina di martedì 14 dicembre 2021. Da quel momento le tracce si interrompono e la ricerca va avanti per settimane. Il 5 gennaio 2022 arriva il ritrovamento. Il corpo viene trovato in un'area verde all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, in 2 sacchi neri con ulteriori sacchetti sul capo. Un dettaglio che diventerà uno dei nodi più discussi dell'intera vicenda. La prima fase delle indagini e i primi accertamenti medico-legali portano a un impianto iniziale che nel tempo verrà contestato duramente dai familiari, in particolare dal fratello di Liliana, che si oppone alla chiusura del caso su una ricostruzione non compatibile, secondo lui, con ciò che emergeva dagli elementi raccolti. Il punto di svolta non è un singolo reperto, ma il fatto che il caso non resta fermo. La richiesta di archiviazione viene contrastata e si riapre la necessità di nuovi accertamenti. In questo contesto maturano 2 elementi chiave. Primo, la riqualificazione dell'ipotesi di reato, che porta l'indagine a guardare alla morte come a un possibile omicidio. Secondo, la scelta di una nuova consulenza medico-legale ampia, affidata a un gruppo coordinato da Cristina Cattaneo, con riesumazione del corpo nel febbraio 2024, è un lavoro peritale che, per quanto riportato da più ricostruzioni giornalistiche, spinge gli inquirenti a rimettere mano all'impianto iniziale, proprio perché le conclusioni non collimano con la lettura originaria. Da qui nasce la frattura, che pesa su ogni passaggio successivo. Nel fascicolo ci sono valutazioni medico-legali descritte come profondamente divergenti. Da un lato, una prima lettura che, nella fase iniziale, non individua con chiarezza segni decisivi di intervento di terzi e orienta l'indagine verso una spiegazione non omicidiaria. Dall'altro, una seconda consulenza che invece porta a una rivalutazione radicale e viene indicata come incompatibile con l'idea del suicidio. È in questa forbice che si colloca la richiesta della difesa del marito, Sebastiano Visintin, nel frattempo iscritto nel registro degli indagati per omicidio nell'aprile 2025. A questo punto entra in scena l'istituto, che nei processi italiani viene spesso raccontato male. L'incidente probatorio. Che cos'è? In parole semplici. È una forma di cristallizzazione anticipata di una prova che si teme possa andare perduta o alterarsi col tempo, oppure di un accertamento tecnico che per la sua delicatezza si vuole svolgere subito con regole molto garantite. Tutte le parti partecipano, nominano consulenti, fanno domande, contestano. Non è un processo nel processo, ma uno strumento per fissare una prova destinata poi a essere utilizzata nel dibattimento. Nel caso Resinovic, l'ordinanza del GIP di Trieste del 30 giugno 2025 fa una scelta netta. Accoglie la richiesta della Procura di svolgere un incidente probatorio su accertamenti specifici, genetici, merceologici e dattiloscopici, ma rigetta la richiesta della difesa di estendere l'incidente probatorio anche a una nuova perizia medico-legale generale, la cosiddetta perizia terza, volta a stabilire cause, modalità, data della morte e periodo di permanenza della salma, proprio alla luce degli esiti tra loro opposti delle consulenze già acquisite. Fin qui il quadro. Arriviamo al punto centrale, perché la Cassazione rigetta e soprattutto perché lo fa dichiarando il ricorso inammissibile. La difesa impugna sostenendo che l'ordinanza del GIP sia abnorme. Abnorme non significa sbagliata o non convincente. Nel linguaggio della Cassazione è un'etichetta estrema. Un provvedimento è abnorme solo quando esce completamente dal perimetro dei poteri del giudice, oppure quando produce un effetto patologico che blocca il procedimento o lo rende impossibile. È una categoria rara, usata come grimaldello solo quando non esistono altri rimedi. E qui sta il cuore delle motivazioni. La Suprema Corte dice, in sostanza, che non ci siamo. Primo, perché la scelta del GIP di ammettere un incidente probatorio su alcuni accertamenti e non su altri rientra nella sua discrezionalità e non è un atto fuori sistema.
Secondo, perché quel rigetto non paralizza il procedimento, non impedisce alla procura di continuare a indagare, non impedisce che più avanti, con altri strumenti e in altre fasi, la questione peritale venga discussa e valutata. Quindi manca proprio il presupposto per parlare di abnormità. Quando la Cassazione liquida l'abnormità, succede un effetto a cascata. Se il provvedimento non è abnorme, il ricorso non passa nemmeno la porta di ingresso, perché per quel tipo di ordinanza il rimedio in Cassazione non è utilizzabile nel modo in cui è stato proposto. Risultato: ricorso dichiarato inammissibile. C'è poi la parte pratica, che fa notizia e che spesso viene letta come una punizione, ma in realtà è una conseguenza tipica dell'inammissibilità. La Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone anche il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, motivando la somma con i profili di colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso. In altre parole, secondo la Corte, non era solo un ricorso respinto, era un ricorso proposto in un modo che non superava i requisiti minimi per essere esaminato. Ed ecco il punto che va fissato senza equivoci, perché è qui che il pubblico rischia di essere ingannato dai titoli. Questo rigetto non è una sentenza sulla morte di Liliana. Non significa ha vinto la tesi del suicidio e non significa ha vinto la tesi dell'omicidio. Significa che sul piano delle regole la Cassazione non ha ritenuto ammissibile quel percorso per imporre subito una nuova grande perizia medico-legale in incidente probatorio e ha ritenuto non abnorme la scelta del GIP di limitare l'incidente probatorio ad altri accertamenti tecnici. Nel frattempo, però, l'indagine resta in piedi e resta dentro quella frattura scientifica che è diventata la vera miccia del caso. Consulenze divergenti, ricostruzioni incompatibili e un fascicolo che nel tempo ha cambiato baricentro, proprio perché alcuni accertamenti hanno obbligato gli investigatori a rimettere in discussione l'impianto iniziale. È anche per questo che il caso Resinovic, a oltre 4 anni dal ritrovamento del corpo, continua a essere un cantiere aperto. Non solo per ciò che manca, ma per ciò che, pur essendoci, racconta 2 storie diverse e pretende una sintesi investigativa che finora non ha portato a una verità giudiziaria definitiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.